Situazione meteo, inizia un periodo perturbato piuttosto lungo per la nostra regione dovuto al transito di varie depressioni di origine atlantica che sfileranno da oggi a lunedì prossimo. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ulteriormente aumentando e con essa anche il rischio di pioggia che interesserà in pratica tutta la Liguria, anche se non sono attesi fenomeni particolarmente intensi. Deciso rinforzo dei venti da sud-est, in particolare tra Genovese e Spezzino, con mare generalmente mosso. Temperature in calo nei valori massimi entro i 20 gradi. Per domani, giovedì 30 ottobre, i previsori della Limete si attendono una giornata perturbata con rovesci anche intensi già al mattino che interesseranno gran parte del settore centro-orientale. Più asciutto a ponente, nel pomeriggio schiarite sull'Imperiese, mentre sul resto della regione avremo un generale calo dell'intensità dei fenomeni. Venti forti dai quadranti meridionali, specialmente sul centro-levante, poi dal pomeriggio rotazione generale delle correnti da nord, mare molto mosso in calo, il moto ondoso in serata, temperature in generale diminuzione.